Inaugurata a Belluno una nuova risonanza magnetica 1,5 Tesla, tecnologia avanzata per diagnosi più rapide e precise, un investimento da oltre 2 milioni di euro. Sì, una nuova risonanza magnetica, 1,5 Tesla, 2 milioni e 100 circa l'investimento, ultima tecnologia, quindi innovazione tecnologica, applicazione dell'intelligenza artificiale per facilitare i percorsi, ma è nel solco insomma quello che è l'investimento in tecnologie di ultima generazione. Ricordiamo che il Veneto ogni anno finanzia 70 milioni in nuove tecnologie, in attrezzature, in rinnovo e parco macchine, e alcune di queste parche macchine siamo riusciti a rinnovarle anche con una parte dei contributi del PNRR e una parte di risorse regionali, proprio perché le tecnologie di ultima generazione permettono diagnosi più veloci, più puntuali, sono meno invasive e quindi anche una qualità di vita migliore per il paziente. Sicuramente sono apparecchiature che elevano le performance, che mettono anche in evidenza un aumento della richiesta, quindi una domanda crescente. Abbiamo una domanda crescente in USL 1 Dolomiti, abbiamo vista di circa il 16%, a livello regionale del 25%, ma alcuni dati nazionali parlano anche del 50% in aumento per quanto riguarda la diagnostica per immagini. Questo sicuramente è dovuto anche alle attrezzature di ultima generazione sempre più performanti.